Buon anno amici di Rugby House, che sia un anno splendido, ricco di soddisfazioni. Dal punto di vista rugbistico, insomma, dobbiamo un po' lavorarci. 3 sconfitte di fila, Rovigo perde 23-20 a Reggio Emilia contro il Vallo Rugby Emilia, però sabato, fra 2 giorni, c'è un match importante col Colorno, ancora una sfida contro una squadra emiliana. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti, con i quali andremo a trattare ovviamente tutti i contenuti di quello che è successo e quello che succederà. Paolo Uncini con noi, ciao Paolo, benvenuto. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Da Delta Radio Marco Terrestri, Terry, ciao. Buonasera a tutti e buon anno. Buon anno. Allora Paolo, per la terza volta non riusciamo a vincere una partita, è ovvio che ci siamo arrivati vicini nel corso del match, un secondo tempo che ha un po' equilibrato quanto è successo nei primi 40 minuti. Sì, diciamo che sono state 2 partite differenti, perché anche i numeri dicono 80% possesso palla a Reggio, 80, nel primo tempo, 80% di possesso nostro nel secondo, e purtroppo quando dopo vai troppo sotto il primo tempo fai fatica a recuperare. Noi ci siamo andati vicinissimi, però si vede non è bastato. Terry, tu hai seguito ovviamente il match, l'hai commentato per Delta Radio, le tue impressioni? L'impressione è che Rovigo il secondo tempo ha fatto una bellissima partita, è stata un po' sfortunata a non concretizzare le azioni da meta. Primo tempo da rivedere completamente, nulla perso, bisogna lavorare tanto. Il campionato è lungo, è un campionato spezzatino, quindi ogni partita è a sé, non si può fare un calcolo, perché speriamo dopo domani di giocare, incrociamo le dita, però sappiamo che può arrivare anche l'ultimo secondo, fermi tutti, ci rivediamo più avanti. Ecco, questo ovviamente non ce l'auguriamo, anche perché Rovigo fino a qui ha mantenuto uno standard, un livello insomma, sicuramente di alto profilo. Rovigo non è mai stata causa di posticipo di partite, perché insomma questo va detto, si parlava prima della trasmissione di tamponi, insomma ormai è all'ordine del giorno, Paolo, no? Sì, lo facciamo ogni settimana, e se non 2, per esempio occasione dopo le feste natalizie, e per adesso sì, siamo andati bene, e abbiamo avuto sempre la possibilità di giocare, e quindi speriamo. È diventata prassi ormai il tampone, non c'è nemmeno stress, voglio dire. No, ormai no, c'è sempre quella allerta normale, perché comunque può succedere a tutti, ma alla fine noi la viviamo abbastanza tranquillamente, perché stiamo attenti anche fuori al campo, quindi. Ok, allora abbiamo parlato di primo e secondo tempo, di quello che è successo a Reggio Emilia. Ovviamente era un match di peso, di spessore, di grande significato. Tra l'altro l'unico match dei recuperi previsti per il 3 gennaio, appunto legati ai motivi Covid e ai contagi post vacanze, perché quello poi era un rischio oggettivo. Il fatto di passare qualche giorno a casa poteva creare qualche problematica, e in qualche club è anche successo. La terza sconfitta di fila, Paolo. È ovvio che sono 3 partite totalmente diverse, con un filo conduttore, un primo tempo non accettabile, un secondo in cui si prova a rimontare. Sì, quello che secondo me, come abbiamo detto tra di noi, bisogna migliorare, ma comunque c'è un margine di miglioramento su tutto, quindi se è il primo tempo, è l'impatto alla partita che dopo ci crea difficoltà, continueremo a lavorarlo, e continueremo anche a livello mentale a entrare in condizione, e cerchiamo sempre di migliorarci giorno dopo giorno. Poi quanto tempo ci vorrà non lo so, spero presto, perché comunque abbiamo voglia di tornare davanti a tutti. Ecco, Terry, è anomalo per Rovigo una situazione del genere, soprattutto negli ultimi anni. Le 3 sconfitte consecutive non arrivavano da 13 anni. Come si affronta? Niente, si lavora a testa bassa, devono lavorare i giocatori, devono capire soprattutto come affrontare più serenamente possibile i primi 10 minuti della partita.
Abbiamo visto molta concitazione, abbiamo visto che erano molto tesi i giocatori, molti richiami, il cartellino giallo a Lubian, ma anche Jacques Momberg che era particolarmente acceso nel primo tempo, quindi probabilmente trasformare quella carica di adrenalina in carica agonistica è un'altra cosa che ho notato, probabilmente anche una scelta tecnica quella di continuare con questi piani di gioco che hanno premiato lo scorso anno, adesso sono un po', passatemi il termine, telefonati, quindi probabilmente potrebbe essere anche una scelta dell'allenatore, questo non lo so, se continuare a giocare in questa maniera qui per poi cambiare con l'arrivo, si spera, della bella stagione, quindi con la cavalleria leggera, quindi Paolo ci può dire se ci saranno dei cambiamenti in futuro, o meglio teneteveli in serbo, e quindi cambiare anche stili di gioco. Mischia bene, tre quarti direi a fasi alterni, anche perché tentate tanto di offload e molto spesso cadono per terra. Quindi ti chiedo anche, magari se mi permetti, questo tipo di allenamento che fate sugli offload di accelerare molto il gioco. Ma glielo chiedi come domanda o glielo chiedi di farlo in campo? No, come domanda, se no andiamo io e te in campo. No, meglio di no, vai Paolo che è molto meglio. Ma diciamo che la nostra tipologia di gioco, quello di rischiare, di cercare sempre l'offload, e poi ci sta, se in un periodo l'offload non ti viene per qualsiasi motivo, devi trovare altri metodi per andare avanti, però io sono convinto che dobbiamo continuare a lavorare, non dico fregarcene, però dobbiamo lasciare un po' alle spalle queste 3 sconfitte, dobbiamo togliere questo mattone pesante e continuare ad andare avanti, perché è il nostro gioco, dobbiamo credere nel nostro gioco e solo così riusciamo ad uscire da questa situazione. Un aspetto importante è il fattore fiducia, cioè nel senso che ok, ci sono le sconfitte tutte nel bonus, tutte raggiungibili e sovvertibili, perché comunque gli ultimi possessi li abbiamo avuti sempre noi in tutte e 3 le partite, vuol dire che non è che c'è un aspetto di crisi profonda, c'è probabilmente qualche dettaglio a un certo punto da mettere a posto, ma la domanda più interessante, dal mio punto di vista, è internamente la fiducia, la positività c'è o sta prevalendo un po' più lo scoramento? No, la fiducia c'è sempre, perché comunque il nostro è un gruppo fantastico e quindi, ti ripeto, come ho detto prima, continuiamo a lavorare con il nostro gioco, con i nostri metodi e prima o poi finirà questo periodo di sfortuna, se vogliamo metterla così. È giusto. Terry, la piazza, tu la frequenti, la vivi, cosa dice? La piazza, lo sai com'è, il tifoso rodegino ragiona molto di pancia e 3 sconfitte, allora disfattisti. No, dai, 3 sconfitte ci stanno, forse quella che ci stava un po' meno era contro il Piacenza, ma che se ne frega, insomma, stanno lavorando, il gioco c'è, i secondi tempi sono sicuramente migliori dei primi e l'approccio probabilmente ai primi 40 minuti, quindi Umberto Casellato ne è uno che lavora sempre, quindi cambiano i primi 10 minuti, cambiano le partite. Sabato sono loro alla prova, quindi vediamo come si cambieranno le partite. Ora, prendendo da un punto di vista positivo, la crisi, se così la possiamo definire, meglio adesso che a maggio. Dato importante è che l'intervallo serve e conta, perché c'è proprio un switch on, switch off, o meglio switch off, switch on durante i secondi 40 minuti. Cosa vi dite? Cosa succede negli spogliatoi? O cosa è successo perlomeno sabato col Vallo Rugby? Domenica, scusa. Semplicemente noi ha detto Umberto di continuare con il nostro gioco e ci ha dato dei consigli tecnici che magari sono andati meno nel primo tempo, e comunque sì, di avere sempre fiducia, la fiducia sul piano di gioco, su cosa prepariamo durante la settimana, e così è stato nel secondo tempo. Noi l'abbiamo applicato e i miglioramenti sono visti. Ok, facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della sfida di Reggio Emilia, del Mirabello, tra Vallo Rugby Emilia e FMCZ Rugby Rovigo Delta, poi rientriamo in studio perché vogliamo conoscere ancora di più Paolo Uncini.
È il recupero della terza giornata per ogni top 10, è il primo match dell'anno e l'occasione di riprendere i propri standard per i bersaglieri reduci da 2 sconfitte consecutive. Buon pomeriggio e benvenuti da Andrea Trombini allo stadio Mirabello di Reggio Emilia per Vallo Rugby Emilia, FMCZ Rugby Rovigo Delta. La concentrazione dell'estremo reggiano, anche numero 10, infila l'H, Dado Farolini, Davide. Dopo aver centrato i pali al secondo minuto, può farlo anche adesso. Vallo Rugby Emilia che ha 7 avanti e solo un 3/4 in panchina. Rovigo che gioca praticamente con Sanavia, una palla veloce, Vaega, Ruffolo che gioca fuori, Vaega trova l'interno di Modena, è bravo Edo Lubian a trovare il guizzo per mettere giù il giocatore neozelandese. E adesso c'è l'attacco sul punto di incontro da parte del Rovigo, fraterno amico ai tempi del Petrarca e non solo. Infila l'H Andrea Meniti Ippolito, bandierine su, Bertelli addirittura entra in campo per vedere che tipo di spinta c'è e stavolta viene sanzionato il sinistro Sanavia. Eccoci qua, e dopo aver fraternizzato si socializza. Siamo nell'epoca digitale, per cui va bene così. Lusandre Luz, Edo Lubian, insomma, dice stop, continuiamo. Praticamente girato il calcio di punizione, prende la rincorsa, infila l'H ancora, angolazione migliore, Cozzi, Karel Gref, vediamo se calcia ancora o va lui, prova la corsa Karel Gref. Guardate Mordacci come era lì che provava, non vedeva l'ora di trovare lo spazio giusto per andare ad attaccare. Matteo Ferro trova l'interno, ancora sportellate il capitano, brutto placcaggio questo che non sembra nemmeno abbia chiuso più di tanto. E infatti eccolo qua, è rientrato nel match con il Petrarca. Calcio Andrea Meniti Ippolito sulle bandierine, sempre grande attesa, non bellissimi ma assolutamente efficaci. Stavolta l'ingaggio sembra buono di Rovigo, Chillone obbligato a giocare, va a puntare Vaega, bravo Cozzi, è stata buona stavolta l'ingaggio di Rovigo. Momberg non deve commettere incertezze con Majstorovic insieme a Momberg. Guardate Majstorovic, guardate Majstorovic che ha perso la testa. La pressione stavolta gliela restituisce con Dado Farolini nel traffico, in 2 su di lui, Matteo Ferro a mettere le mani. La palla però ancora a disposizione. Palla lenta, proveranno con gli avanti. È ottima l'abbrivio da parte del Vallo Rugby Emilia. Ci proverà Luz probabilmente. A 1,5 dal termine. La palla è buona. Bravo Canali a leggere perfettamente quanto stava succedendo. Palla fuori con Vaega. Prova a sfondare il neozelandese. Lì vicino. Eccoci, la meta di Lucio Rodriguez. Il silenzio del Mirabello. Non che sia tanta gente per poter... altro palo. Attenzione alla partenza anche della difesa reggiana, sempre al limite, forse anche un po' troppo, ma è normale, guadagna collisione dopo collisione, un po' di spazio Rovigo. Pick and go su pick and go, ancora Leccioli, l'abbrivio di quelli positivi. Matteo Canali, pulizia al limite, sì. Giocano velocemente con Nicotera. Tentano l'effetto sorpresa a Rovigo. E adesso provano ad andare dentro i giocatori della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Lì a pochissimo dalla meta. Sarebbe una segnatura fondamentale nell'inerzia del match. Con gli avanti ancora andare. Stanno andando oltre. Vediamo cosa dice Mitrea. Meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Con la trasformazione di Andrea Meniti Ippolito, per cui veramente uno splendido primo tempo. Arrivano anche i 3 punti aggiuntivi
da parte di Farolini. Sono passati 3 minuti sul niente, calcio di punizione fuori del Rovigo. Questo è un grande scontro. Vediamo Rovigo con dei pick and go. La voglia di giocare. Questa è una buona risposta da parte di Reggio, con molta calma. Rovigo deve andare al limite del fuorigioco, ovviamente, come sempre. Trova un angolo buono, cerca di accentrare adesso la squadra di Rovigo con Gerosa. Attenzione, Rovigo può essere andato oltre in questo momento, no? Manca poco per Rovigo. Ancora Rovigo che anche col palo, tutto dentro! 23-20, si riapre il match a 5 minuti dalla fine. Lo fa in questo momento, ancora fuori gioco evidente. Brutta palla. E adesso tentativo di controrack sull'inerzia. Ottimo lavoro nel punto di incontro da parte del Reggio Emilia. Brutta palla e finisce qui il match con la vittoria del Valo Rugby Emilia sulla FMCZ Rugby Rovigo Delta. E dopo aver visto gli highlights, vorrei chiudere un po' il capitolo Reggio Emilia con Paolo, sapendo il suo punto di vista, o meglio, condividendo con lui quello che potrebbe essere l'aspetto positivo di questa partita e l'aspetto negativo che vorresti cancellare. Da un punto di vista tecnico anche, perché è interessante insomma anche parlarne con i nostri ascoltatori, dare dei punti di vista che solitamente non si ha la possibilità di avere. Ma diciamo, io che vedo sempre le cose positive, partiamo dalle cose positive, e sicuramente la Mischia. La Mischia ha fatto una gran partita, ci ha dato una grossa mano, infatti le 2 mete sono venute da un lavoro continuo della Mischia, pick and go, e hanno fatto veramente una gran partita e infatti ha pagato, non è bastato, ma il lavoro si è visto. Le cose negative... Una in particolare che è anche facilmente risolvibile secondo te? Ma può essere magari il kicking game, è andato non come volevamo, perché molte volte l'abbiamo perso, però è anche una questione di, anche lì, sfortuna, perché alla fine avevamo contro Rodriguez che al piede sa fare. Quindi kicking game e Mischia? Sì, kicking game e Mischia sono le principali. Ok, Terry, il tuo punto di vista? È la stessa che dico lui, che ha detto Paolo. Il gioco tattico al piede sicuramente non sta premiando il Rovigo, e l'abbiamo visto anche che usando tanto il piede abbiamo visto nelle partite passate anche degli intercetti, quindi è un gioco che abbiamo già visto. Probabilmente forse più gioco alla mano e anche evitare offload più rapidi per fissare il gioco, però ovviamente non sono in campo io, non sono io l'allenatore, quindi si spera in questo. Mischia è sicuramente performante, si sanno adattare i giocatori, rimessa laterale buona, una piccola sbavatura sul, se non sbaglio, il primo lancio di Nicotera che è stato troppo lungo, eravamo in vantaggio nel secondo nei 22 nel secondo tempo, però sono piccolezze che vabbè, sono costate la partita questa volta, però sono tutte cose che rientrano in 80 minuti, in un errore, in una virgola. La Mischia su tutte le righe, i tre quarti devono forse graffiare un po' di più, e un graffio l'abbiamo visto quando è entrato Paolo, che era quello che ha preso forse un po' più, non perché qui presente, ma l'ho notato dalle immagini della FIR, ha preso più l'iniziativa e ha cercato di trovare la giocata almeno personale per portare la squadra sul piede avanzato. Ecco, facciamo una cosa, Pollarù vuole andare dentro l'aspetto tecnico e ha preparato questa clip per noi. La settimana scorsa ho analizzato l'attacco di Rovigo e ho detto che c'era poco avanzamento e poca variazione del gioco dalla parte del numero 9 e numero 10. Oggi guardiamo la partita contro Reggio Emilia e vi spiego perché in questo momento l'attacco di Reggio Emilia è più efficace. C'è una grande variazione di gioco dalla parte del numero 9 e numero 10. Guarda in questo momento qua che il numero 10 usa il calcio passaggio per creare spazio largo.
In questo caso usano un mini unit per di nuovo giocare dietro la schiena e trovare spazio. In questo clip l'apertura sfrutta lo spazio all'interno. Invece il prossimo clip, il numero 9, attacca le guardie per fissare la difesa. E qua invece gioca dalla base. Attaccando in questo modo crea molti problemi per la difesa, perché il portatore di palla ha sempre sostegno interno o esterno, oppure dietro la schiena all'apertura. Qua l'apertura usa il passaggio dietro la schiena di un giocatore che va a vuoto, che fissa la difesa creando spazio largo per avanzare. Ora guardiamo un po' l'attacco di Revigo. Revigo ha una mischia forte e un maul che funziona in questo momento. Qua c'è un bel avanzamento, ma invece di giocare vicino alla maul, optano di giocare più largo, con un portatore di palla che non è una grande minaccia per la difesa aggressiva di Reggio Emilia. E cosa succede? Revigo gioca sempre sotto pressione e dietro la linea di vantaggio. Qua vediamo un po' l'attacco, il sistema di attacco di Reggio Emilia. Il portatore numero 1 ha sempre sostegno interno e esterno e anche un'opzione dietro la schiena e giocando piatto attaccando la linea. Anche l'apertura attacca spesso la linea e mette in difficoltà l'avversario. Qua vediamo un altro attacco di Revigo, spostano la palla a destra e a sinistra, un portatore di palla che porta avanti la palla, invece di giocare in senso dove forse hanno un mismatch contro due piloni, optano di andare a destra, con un portatore di palla che si gira la schiena verso l'avversario e quindi non è nessuna minaccia per l'avversario. Guarda numero 2 e 3 anche quanto è profondo e dietro la linea vantaggio. Messa alle spalle la sfida col Vallo Rugby, Colorno, fra 2 giorni una grande opportunità per riprendere il nostro cammino, Paolo. Ma sicuramente è una squadra alla nostra portata e da lì cerchiamo di ripartire appunto per superare queste 3 partite, questo momento difficile. E vedremo, ci prepareremo al meglio e vediamo se magari anche il fattore casa aiuterà. Terry? Mi aspetto una partita dura, mi aspetto una partita in cui da vedere Rovigo delle due facce, un Rovigo che inizierà, spero col piede giusto, e che si lascia alle spalle gli scheletri che arrivano da 3 sconfitte e inizino a muovere i passi giusti per non fare tante mete, io spero almeno il punto di bonus, ma di iniziare ad avere quella fiducia che magari è mancata in queste ultime partite. È ovvio che dopo un po' di settimane, un Natale è passato così, vi sarete parlati, vi sarete confrontati, anche diciamo, alla luce della prossima sfida, perché quali sono diciamo, le vibrazioni che passano per il Battaglini in questo momento? Ma sicuramente non è uno dei migliori periodi che abbiamo avuto, anche perché abbiamo iniziato molto bene il campionato, però ripeto, affrontiamo con la giusta serenità la partita, anche perché sappiamo cosa possiamo fare in campo e lo metteremo in pratica con serenità e sapendo che comunque l'unico obiettivo per noi è la vittoria. Ecco, Terry, tu parlavi dei 5 punti, Paolo parla di vittoria, c'è quel punto di bonus che fa la differenza, ma ci fa pensare al fatto che si vuole ripartire dalle cose semplici, mi sembra di capire, no? Sì, dopo dei momenti difficili bisogna sempre partire dalle cose più semplici e da lì poi ricominceremo magari a aggiungere piccoli particolari che porteranno magari punti di bonus e vittorie con squadre un po' più forti, diciamo. Una cosa che serve, questo è un appello più che altro ai tifosi, a chi come me da giovane e gli batteva il cuore quando era in giovanile, andava sulle tribune quaglio a tifare, a gridare a squarciagola, probabilmente un po' di incitamento ai ragazzi, magari come succedeva un tempo, esporre ancora i colori rosso-blu potrebbe essere un fattore bello per loro che devono allenarsi, scendere in campo e non vivono quelle emozioni di sentirsi cantare Rovigo Rovigo dagli spalti, vedere le 1000 persone come nell'unica amichevole che è stata fatta diciamo in famiglia, ma c'erano 1000 persone. Quindi un po' più di sostegno perché nulla è perso. È un campionato che può anche mandare in campo quasi le seconde squadre perché se ci sono metà dei giocatori con il coronavirus vediamo che
vanno in campo chi è pronto, quindi tutto è da decidere, quindi è meglio incitare questi ragazzi già da adesso, quindi fuori il colore rosso-blu e scrivete sui social il vostro sostegno. Quindi di sostenere i ragazzi, questo è il tuo messaggio, insomma, soprattutto in questo momento che è quello che... Visto che non si può fare assembramento fuori dallo stadio e cantare Rovigo Rovigo, facciamolo sui social. Ecco, tu guardi i social, Paolo? Sì, vabbè, a 20 anni è un po' normale, però sì. Ecco, vi li avete guardati in questi giorni? Ma allora, personalmente no, non della partita, ho visto più basket per dire, perché è un altro sport che mi piace, molto il calcio, il rugby e anche il basket, quindi ho visto un po'. Ok, perfetto. Facciamo una cosa, andiamo a vedere, o meglio sentire dai nostri colleghi in giro per l'Italia le news che arrivano dagli altri campi del Peroni Top 10, poi rientriamo per parlare ancora con i nostri ospiti di questa partita con Colorno e andare ancora un po' più dentro all'ospite di questa sera che è Paolo. Lazio che torna in campo sabato alle 15 contro il Viadana, Lazio che deve assolutamente cambiare rotta. 3 partite giocate sinora in questo campionato, 3 sconfitte pesantissime subite. 130 punti di passivo per la squadra di Pratichetti, che non riesce ad esprimere un buon gioco nonostante la qualità dei giocatori in campo, giocatori molto giovani che forse peccano un po' di inesperienza. Di fatto sabato all'Acqua Cetosa arriva invece una delle squadre più in forma di questo campionato, sia per i risultati ottenuti sino a questo momento, ma anche e soprattutto per il gioco che riesce ad esprimere in fase offensiva e per la solidità difensiva che ha messo in difficoltà tutte le squadre che sinora l'hanno incontrata. Come finirà? Difficile fare un pronostico in favore dei biancocelesti, chissà se il campo di casa aiuterà i ragazzi di Pratichetti. Secondo match del 2021 nel giro di una settimana allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia, casa della capolista Vallo Rugby. I reggiani guidano la classifica del Peroni Top 10 forti dell'ultimo importantissimo successo sulla Rugby Rovigo Delta, in quello che è stato un vero scontro al vertice tra due delle squadre più attrezzate del massimo campionato. Avversari meno temibili stavolta potrebbero essere i Lions Piacenza. Sulla carta gli uomini di Roberto Manghi non dovrebbero aver nulla da temere, anche se i Lions non sono un avversario da sottovalutare. Rovigo se lo ricorda bene. Lo scorso campionato Vallo Rugby aveva inflitto ben 87 punti in 2 partite ai piacentini tra campionato e Coppa Italia. Solo 32 quelli segnati dai Lions negli ultimi 2 scontri diretti. Ancora in forse l'impiego da parte dei Diavoli Reggiani di 2 top player come Dan Newton e Dario Chistolini. Quest'ultimo ha osservato un turno di riposo per un problema muscolare. Appuntamento quindi per sabato 9 gennaio alle ore 15 per il calcio d'inizio di Vallo Rugby Emilia Lions Rugby Piacenza, match della 8ª giornata di Peroni Top 10. Saltato il recupero del 27 dicembre, è a Mogliano scalpitante quello che sabato per l'8º turno va ad ospitare la delusione assoluta di questa prima parte della stagione, le Fiamme Oro dell'ex sandonatese Craig Green. I poliziotti cremisi sono reduci da una striscia negativa impensabile nei pronostici prestagionali, un penultimo posto figlio di 3 sconfitte ed una sola vittoria che inchioda la squadra a responsabilità molto precise e con la squadra anche l'allenatore campione neozelandese del mondo nel 1987. Queste le premesse di un match delicatissimo che per bocca del suo capitano Matteo Corazzi il Mogliano intende affrontare con la massima attenzione, non fidandoci per nulla di questa classifica ed essendo anzi perfettamente consapevoli del valore di un avversario che in passato ha saputo farci molto male, per di più unica realtà professionistica del torneo con tutto ciò che ne consegue anche rispetto alla problematica del Covid. Rivisto il piano di allenamento festivo, dopo aver dovuto rinunciare alla trasferta a Calvisano di fine anno, il gruppo di Costanzo e Basson si presenta per la prima volta in stagione praticamente al completo, avendo recuperato sia gli acciaccati sia i giocatori in isolamento per casi di contatto diretto. Nei giocatori c'è voglia di ripartire dall'ultima uscita dal derby di Padova, gara controllata benissimo nel primo tempo, poi persa di vista solo nella fase finale, con distrazioni fatali anche per il punto di bonus. Un esito digerito male dal gruppo che ora contro le Fiamme Oro punta ad una prestazione solida per consolidare il 3° posto in classifica.
È l'inizio di un trittico che dirà molto sulle reali potenzialità moglianesi. Dopo le fiamme, in sequenza arrivano Viadana e Calvisano per la prima giornata del girone di ritorno, quando ancora dovrà essere giocata la prima di andata. La squadra è carica, l'inserimento dei nuovi arrivati prosegue bene soprattutto tra gli avanti e con un regista sempre più affidabile come Ormson, sognare in grande non è poi così azzardato. Ecco perché proprio il match con i poliziotti vale davvero doppio e al Quaggia questo sembrano averlo capito proprio tutti. Squadra in campo sabato alle 15, arbitra il bresciano Piardi. Ultima parte di Rugby House, Paolo Uncini nostro ospite, te l'ho anticipato, insomma uno dei profili nuovi di questa stagione che negli spazi che ha avuto si è messo subito in mostra. Sì, nelle 6 partite è sempre partito dalla panchina, ma quando è entrato ha dato dimostrazione della sua velocità e anche della sua voglia di giocare e mettersi in mostra. Ed è quello che deve fare tutto Rovigo, quindi prendere ispirazione delle giocate di Paolo, ma non solo di Paolo, ma possiamo parlare anche di Cozzi, di Cioffi, della coppia. Per fortuna, ecco una cosa che mi ero dimenticato prima, sono molto contento che ci siano tanti rodigini in prima squadra e che giochino anche titolari, la coppia di centri, oltre Capitan Ferro, Lubian, insomma sono molto contento che ci sia molta rodiginità in campo, ma poi anche i ragazzi che arrivano e che sognano a Rovigo da tanto tempo, che l'hanno visto. Nel fuori onda lui diceva: per fortuna che mio papà non prese la casa a Padova quando ero giovane, quindi sono arrivato qui, se no lo trovavamo con la maglia nera. Ma abbiamo rischiato, Terry, e qua mi inserisco io, abbiamo rischiato perché il ragazzo qui presente, Paolo Uncini, in realtà la maglia del Padova se l'è messa, ma quella del calcio Padova, non quella del Petrarca Padova. Vabbè, allora è perdonato. Vero. 4 anni prima di iniziare nella Rugby Rovigo in Under 14 ho giocato calcio a Padova. Sì. Ecco, vedi questo. E dopo aver scoperto questo aneddoto calcistico di Paolo, mi racconti quella volta in giovanile che Luca Borin ti ha rotto il naso? In realtà è stata un po' tutta colpa mia, perché lui neanche mi ha visto arrivare, nel senso che era una giocata, dovevo fare il finto penetrante e poi lui non so perché non ha seguito l'azione e me lo sono trovato davanti, quindi ho sbattuto dietro la testa e basta. Dopo da lì ho visto un po' le stelle. E lì vai pensato: ma perché ho lasciato il calcio? Non succedeva questo. Ma visto che ci siamo, questo, diciamo, questo fuoco calcistico un po' sabato ti è venuto a un certo punto? Un po' sì, mi è venuto istintivo, perché diciamo buttarmi no, non avevo più, sono andato a buttare la palla fuori col piede. E infatti poi ho notato che lì per lì uno si chiede: ma perché l'ha fatto, no? Tra l'altro eravamo in sofferenza perché stavamo recuperando, c'è questa palla vagante, tu calci fuori, ma subito dopo arrivano i sanitari perché i crampi sono capiti male. Sì. Avevo stretto un po' troppo il calzino, quindi mi è venuto un crampo. Non era da affaticamento ovviamente, perché era solo mezz'ora. Però sì, infatti dopo la doc mi ha un attimo assistito e è passato tutto. Ecco, ci sono dei passaggi che secondo me denotano il tuo carattere, Paolo, perché Terry giustamente ha sottolineato l'impatto che hai avuto sul match, parlavamo di 2 avversari che avevi di fronte e tutta la linea dei 3 quarti, praticamente il Valo Rugby era attorno al quintale, perché da Bertaccini alla Upepe, se mettiamo Vaega e Majstorovic, c'è gente che sulla bilancia fa 100 kg. Sì. È ovvio che non era semplice, visto anche il secondo tempo in cui la loro presenza fisica l'hanno fatta sentire come, entrare con quell'abnegazione, con quella voglia. E non è tanto il buco che tu hai fatto che secondo me è interessante, è come sei riuscito ad andare oltre quel momento in cui Vaega e Majstorovic stavano tentando praticamente il chop tackle su di te e tu sei riuscito ad andare oltre. Lì c'è stato anche un aiuto di Matteo Moscardi, mi ha aiutato, mi ha dato quella spinta dove io mi sono un attimo abbassato e lì dopo mi ha perso, credo Majstorovic, che mi stava tenendo più su. E quindi dopo sono andato oltre e mi è andata bene, dai. Ti è andata bene lì? Ti è andata bene a Calvisano? Mi è andata molto bene a Calvisano. Non ti è andato altrettanto bene col Petrarca? Non mi è andata, no, lì purtroppo no.
anche lì era proprio una frazione di secondo in meno e l'avrei presa con tutta la mano, perché lì l'ho presa solo col mignolo, solo quella parte lì, infatti alla fine della partita me la sono trovata rossa anche fino a sera, perché ha una bella pedata Lyle e trovarsi il pallone solo su un dito dopo... Si sente, no? Si sente, sì. Ecco, cos'è che... c'è stato quell'aneddoto, penso, tra te e Cioffi sull'intercetto, o meglio sulla stoppata che hai dato a Calvisano, no? Che lui ti ha detto corri tu perché io non ci arrivo, cos'è che è successo? Beh, diciamo che lui sì, ha detto vai tu, perché comunque lui aveva giocato tutta la partita, quindi era un po' più fresco. Però dopo anche Cozzi mi ha detto peccato che non siamo riusciti a seguirti perché l'avremmo presa noi la palla che stava andando dopo. Senti, Fuori. tu arrivi dal calcio, fai qualche stagione in giovanile a Rovigo, poi vai a Mogliano, in realtà il tuo esordio da seniores è a Mogliano, se non ricordo male. Sì. Poi ritorni a Badia e vieni qua, fai la meta della vittoria a Calvisano e dici un sogno che si avvera. Mi spieghi quella corsa, cosa hai provato? Quella corsa è stato in realtà molto concentrato sul pallone e basta, perché comunque il terreno era scivoloso e il pallone poteva scapparmi, cosa che alla fine per fortuna non è successo, però dopo è veramente una sensazione bellissima, cioè difficile da descrivere a parole, perché è un sogno che si è avverato e per fortuna è proprio contro Calvisano, perché da tifoso ancora prima da giovane ho sofferto molto le finali perse. E quindi diciamo che te la sei l'hai un po' cercata questa cosa qua. Sì, assolutamente. Sinceramente non mi aspettavo che accadesse veramente, però è accaduto e sono veramente felice che sia accaduto. Ecco, diciamo che oltre ai difetti che tu hai, che sono essere laziale in primis, Ognuno fa le sue scelte. a parte le battute, si denota, no, Terry, la sua fame. Sì, si vede, si sente, è un tifoso prima di tutto e quando entri in campo gioca con la maglia che ha sempre sognato, quindi questa è la cosa fondamentale per Rovigo e anche per giocare al meglio, quindi non ha paura reverenziale con un Denis Majstorovic che ci raccontavamo prima che ogni tanto mostrava il pugno per creare quel po' di timore e mettere a quieto i giocatori del Rovigo. È giusto, non bisogna aver paura e bisogna attaccare sempre, quindi nessun timore reverenziale. Un'altra cosa da sottolineare, questa squadra è molto giovane perché sono quasi tutti ragazzi di 20 anni e contro il Valore Rugby Emilia avevamo ragazzi che avevano più di 20 anni, anche una trentina, quindi molta più esperienza, molto più pelo sullo stomaco e questi ragazzi qua insomma hanno talento, cioè, tu hai gioito per lo scudetto del Rovigo e hai giocato contro gli ex rossoblu scudettati, quindi sicuramente c'era anche una... Sì, anche una foto con Rodriguez alla fine del scudetto. Sì. Quindi... Ecco, vedi, giustamente Terry tu hai dato fuori una valutazione che Paolo non va a quel percorso, diciamo, cioè è un po' più tortuoso, un po' più labirintico a livello rugbyistico. Sì, tu l'anno scorso eri in Serie A e adesso ti sei guadagnato come Emanuele Leccioli che è venuto la settimana scorsa questa possibilità, quindi insomma te la stai giocando alla grande. Sì, ho saltato diciamo tutto il percorso accademico e nazionale, però sì, ho sempre avuto quello stimolo, quella voglia che poi mi ha portato dove volevo essere, cioè a Rovigo. Su questa riflessione che ha fatto Terry, il discorso di vedersi Lucio, vedersi Chillon, vedersi Majstorovic. Allora, diciamo che ha fatto sempre un certo effetto,
Non come la prima volta, perché la prima volta l'avevo incontrati in prestagione, nelle 2 amichevoli, quindi ecco, lì era un po' più, ero un po' più colpito, ecco, di trovarmi gente come Lucio, con cui mi sono fatto la foto dopo la finale. Ecco, c'è un altro aspetto che mi interessava sapere, Paolo. È legato un po' sempre al calcio, nel senso, a Mogliano tu fai il tuo esordio in prima squadra e a un certo punto l'ultima meta dici non so se era Cozzi o chi c'era, chi era il kicker insomma destinato all'esecuzione, dici no, trasformo io. Mi spieghi sta cosa? Perché... Allora lì anche questo è passato un po' male, nel senso che... No, io non mi interessa il male bene, è interessante capirla, ti giuro. No, allora, in realtà è una cosa che mi è stata detta da Franci, Modena, nel senso che pensavo fosse una richiesta dalla panchina. In realtà era lui che voleva farmi fare questi primi 2 punti, e anche perché era una trasformazione centrale, quindi molto semplice, e niente, da lì. Pensavo che ci fosse qualcosa, io l'ho valutata come una sorta di affermazione personale, il fatto di fare l'esordio in prima squadra, un po' anche magari con Mogliano che era la tua ex squadra, però in realtà non c'è nulla di tutto questo? No, tra le righe può essere? Forse tra le righe sì, però in realtà ho solo, mettiamola così, esaudito il desiderio di Franci, basta. Ce lo racconterà fra 15 anni. Può essere. Sta di fatto che sua nonna voleva giocarsi a calcio. Sì, mia nonna ha sempre avuto questo sogno, che però non si realizzerà mai, ecco. Cos'è che ti piace più del rugby rispetto al calcio? Che il calcio è così... Cioè, tanto diciamo tuo padre è allenatore anche di calcio, per cui sì. proprio la respiravi sta cosa qua. Sì, la cosa fondamentale è il contatto fisico, cioè lì è la voglia di affrontare il proprio avversario in 1 contro 1, personalmente disinteressandomi del livello di fisico, livello di peso, differenza di età e qualsiasi altra cosa, e quindi sì, questo è il principale motivo, perché a calcio ormai lo sanno tutti, appena tocchi l'avversario è fallo. A rugby prima che l'arbitro fischi ce ne vuole, vuol dire che proprio devi essere scorretto. Certo. Te hai qualcosa da aggiungere? Assolutamente no, ho detto tutto. No, perché ti vedevo con l'occhietto furbo. L'occhietto furbo, è un tifoso, è un rodiggino alla fine acquisito, ha voglia di giocare, che cosa vogliamo? No, sospingiamolo in meta. E collegandomi a Terry, andiamo subito a vedere le domande dei tifosi, perché ovviamente non sono fatti sfuggire questa occasione. Il calcio ritorna, Paolo dice: al fantacalcio stai messo male, quali sono i tuoi obiettivi di mercato, quindi fai il fantacalcio? Sì, fantacalcio, fanta NBA, quello che mi capita, faccio tutto. Anche il fanta NBA esiste? Tutto, sì. Non lo sapevo, interessante. Vedi, qualche chicca la tiro fuori anch'io. Perfetto. Sauro, complimenti per la partita con Reggio, degna di un vero bersagliere, che sia per te un trampolino di lancio. Poi, ciao Paolo, innanzitutto i miei più sentiti complimenti per la prestazione di Reggio. Volevo chiederti, essendo venuto a conoscenza della tua passione per il calcio, e ritorna, viste le tue origini romane, tu sei di Colleferro. Colleferro, no? Esattamente, sì. Chi preferisci da Francesco Totti e Daniele? Qua addirittura dice Daniele Rossi e De Rossi, ma va bene. Ho apprezzato l'errore, sinceramente. No, a parte gli scherzi, preferirei non rispondere. No, so già, posso intuire. Non è un problema. Posso intuire chi me l'ha fatta quella domanda. E no, non ho preferenze per questi 2 giocatori. Va bene, andiamo alla domanda successiva, non ti voglio esporre. Ancora qua ribattono su questo concetto, vorrei sapere le tue qualità fuori dal campo. Che qualità hai fuori dal campo, Paolo? Che qualità ho fuori dal campo? Me lo domando anch'io, che Okay, qualità nessuno lo sa.
Qua dicono addirittura che sei tatuato lo stemma, quindi il logo della Roma sul petto. È vero o no? Non è vero. Ok, non è vero, quindi insomma ci vogliono giocare un po' su queste cose, ma insomma ci sta, Paolo è simpatico, sta. giovane. Io le accetto. Certo, purtroppo sto difetto dell'essere della Lazio, ma insomma, accettiamo tutto, non è un problema, l'importante è che sia un bersagliere. Terry, 3 centri, 99, 2000, 2000, 3 Rodigini. Secondo te come va il rapporto tra questi ragazzi? Secondo me stanno bene, la passione è uguale, da fuori si vede che si intendono e si cercano quando giocano, dopo lui ci dice in spogliatoio se ci sono cose diverse, però da fuori si vede che l'ambiente è amalgamato e si cercano tutti i ragazzi. E lo apprezzo molto anche quando si vanno a dare le pacche sulle spalle, quando la mischia lavora bene o i tre quarti hanno bisogno di una spinta in più, quindi l'amalgama si vede molto bene, quindi ritorna il concetto di prima. La squadra c'è, hanno bisogno di sicuramente essere consapevoli delle loro armi, sono giovani, sono ragazzi che hanno 20 anni, hanno la prima esperienza in top 10, lo scorso anno, per chi giocava già lo scorso anno, hanno interrotto a metà la stagione, è vero, la Coppa Italia, però devono farsi esperienza e minuti, quindi lasciamo il tempo che passi partita dopo partita e con la prossima partita di sabato sicuramente ne vedremo delle belle. Com'è il rapporto? Devo fare una correzione perché non è buono, è buonissimo come rapporto, perché essendo tutti giovani c'è anche molto un rapporto semplice, nella stessa età non c'è quella magari differenza di esperienza, cioè si parla veramente di cose semplici, quindi c'è veramente un bel rapporto, anche perché Modena leggermente meno, però con Mosca io mi conosco da quando sono arrivato a Rovigo, cioè io in quarta elementare ero in classe con Mosca e siamo stati sempre in classe insieme. A Treviso eri in classe con Mosca? Anche a Treviso, me lo sono ritrovato e lì ci scherziamo abbastanza spesso, ho detto neanche a Treviso siamo riusciti a dividerci e stare uno per conto proprio, e quindi sì, ci troviamo molto molto bene. Bene, signori, abbiamo finito il Rugby House di questa settimana, buon anno ancora, buon 2021, ricordiamo il calendario rosso-blu, presente a Libraccio sul sito anche libraccio.it, per essere accompagnati nei prossimi 12 mesi dagli scatti di Mattia Zoppellaro, ovviamente, che racconta il mondo rosso-blu anche per punti di vista esterni, per evidenziare il corollario, il panorama, lo scenario di questa nostra passione insomma, così intensa nella nostra città. Fra 2 giorni Rovigo Colorno, abbiamo già parlato abbastanza, pronti per una nuova prospettiva, pronti per vivere al meglio le prossime settimane. Paolo, grazie mille di essere venuto. Grazie Andrea. Ovviamente Delta Radio sempre connessa, Marco? Sì, siamo pronti, sabato pomeriggio vi aspetto sulle frequenze di Delta Radio. Sempre in diretta dalle 15. Dalle 15 sempre in diretta. Ciao a tutti. Ottimo, buonanotte, a sabato e noi ci ritroviamo la settimana prossima ancora per Rugby House e ancora ovviamente con la partita del martedì. Buonanotte.